Oggi è San Valentino e quale occasione migliore per una tazza di caffè e qualche spunto letterario per celebrare un giorno per alcuni felice e per altri forse un po' nostalgico. La Bellano degli anni 70 è la vera protagonista di questo romanzo di Andrea Vitali. La proiezione di Ultimo tango a Parigi offre l'occasione per questa ragazza di mettere alle strette il suo fidanzato Alfredo, minacciandolo di andare a vedere la pellicola con il bel Ernesto, il classico stereotipo dell'uomo da sposare di quegli anni. Però è un'avventura amorosa molto particolare che metterà la nostra protagonista nei guai sullo sfondo di una Bellano ancora bigotta che deve ancora capire tanto, ma raccontata con una grandissima ironia dal nostro Andrea Vitali, medico e scrittore per passione, con ottimi risultati. Tra le varie declinazioni dell'amore c'è anche quella che ci spinge ad andare oltre i limiti della nostra conoscenza, ed è questo che accade in questo splendido racconto illustrato intitolato La balena misteriosa, uno scritto di Daniel Frost che viene pubblicato in Italia da Baba Libri. È la storia di due fratelli che decidono di intraprendere un viaggio all'avanscoperta in territori nuovi e inesplorati, dove decideranno di mettersi in gioco, indagare su una leggendaria balena che popola quei mari. Il filo conduttore che lega questa avventura, scritta da Fulvio Luna Romero, trevigiano, è l'amore. L'amore che Carlo Caccia, l'investigatore trevigiano, probabilmente più noto della città immaginata dallo scrittore, prova per Nancy, la giovane ragazza che è stata ritrovata morta e su cui il nostro protagonista indaga per una promessa fatta in gioventù. La Treviso noir che Fulvio racconta è unica ed è quella della nostra quotidianità, quella che viviamo tutti i giorni, ma con una punta di malinconia legata alla canzone di De André e di Leonard Cohen. Puoi provare a essere uguale agli altri, oppure puoi scegliere di essere te stesso, di amare te stesso, perché in fondo senza io non esiste un tu e nemmeno un noi. Ed è questo quello di cui parlano Amanda Clay e Cecilia Ferri in Io e gli altri, un albo illustrato essenziale nelle parole, incisivo direi, così come nel segno, ed edito da Kite. Le persone si dividono in due tipi, quelle che non vuoi toccare perché hai paura che si spezzino e quelle che non vuoi toccare perché hai paura che ti spezzino. Questa è una delle frasi dai 15 racconti scritti dallo sceneggiatore della serie BoJack Horseman, un grandissimo successo internazionale. Sono 15 racconti che con un grande humor, talvolta nero, raccontano ciò che è la vita di coppia nelle sue più oscure profondità e anche nelle sue più belle gioie. Le storie spaziano dalla fantascienza, ci sono addirittura scienziate che viaggiano in altri mondi, a donne, uomini che vendono tutti i loro averi per potersi sposare, insomma c'è di tutto, ma quello che conta è il vero amore in tutta la sua essenza. Quando parliamo d'amore non possiamo prescindere da alcuni personaggi, alcune personalità che hanno fatto la storia della letteratura, ed è questo il caso del Cyrano di Bergerac. Questa è un'edizione illustrata, edita da Rizzoli e si intitola Cyrano e rimaneggia appunto le vicende narrate da Rostand. È la storia di un uomo, un combattente, un uomo vigoroso che ha la personalità e la natura di un poeta, un combattente che si serve della penna e che scrive poesie per la donna che ama, Rossana. In Viaggio contromano non è un vero e proprio libro d'amore, ma è un vero e proprio inno alla vita. È la storia di due signori anziani, ottantenni, addirittura il marito non si ricorda neanche il nome della moglie, ma che vogliono ancora vivere, non sono ancora stanchi di vivere. Quindi decidono di partire, decidono di andare a Disneyland attraverso la Route 66, incontrando di tutto, hippie, malviventi, cocktail un po' particolari, tutto all'insegna della vita, perché a 80 anni non bisogna per forza smettere di vivere e soprattutto non bisogna assolutamente mai smettere di amare.